Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, mercoledì 11 febbraio. Ci avviciniamo alla prossima sfida del Cagliari contro il Lecce, ricordiamo giocherà lunedì alle 20:45 alla Unipol Domus, importante sfida per il Cagliari, importante sfida che potrebbe valere ovviamente un pezzo di salvezza, perché una vittoria contro il Lecce, contro una diretta concorrente, sarebbe sicuramente importante anche dopo la sconfitta contro la Roma, che ha lasciato un po' di, come posso dire, tanti dubbi, nel senso che c'è stata la cessione di Luperto che ha creato comunque delle situazioni anche tra la tifoseria, che ha diviso un po' la tifoseria tra chi sicuramente favorevole al discorso alla vendita di Luperto a quel prezzo per un discorso più ampio del progetto, c'è chi invece comunque valuta ovviamente dal punto di vista tecnico il declassamento, perché è ovvio che un giocatore come Luperto, un difensore centrale come Luperto, che dà la possibilità comunque di avere in difesa un giocatore esperto, un giocatore che serve sicuramente per la lotta a salvezza, bisognerà capire, una sconfitta che bisognerà capire se avrà delle ripercussioni. Tra l'altro, ecco, la notizia di ieri è appunto Borrelli, distrazione al flessore della coscia destra, starà fuori un mesetto, mentre si è ripresentato il problema per Deiola, il problema retofemorale, che comunque lo terrà forse fuori 2-3 settimane. Bisognerà capire un po' quale sarà la situazione. Ecco, questo non è sicuramente una bella notizia, però si va avanti. Eccolo qui. Ciao Fra, ben trovato. Buongiorno, scusate, piccolo problema tecnico con la videocamera che ogni tanto fa le bizze, fa le bizze. Buongiorno Pier Giorgio. Hai notato il titolo della trasmissione di oggi? Sì. No. Sai perché? Ma tu lo sai perché? Perché sei bollito probabilmente. No, perché ho fatto l'articolo Fanta 131. Sei come nessuno. Sei come nessuno, sei. Aspetta, proprio commente nemus. Aspetta che come vado. Si suol dire. Incredibile. Sto cambiando anche qua. Ce l'ho qua il Fanta, solo qua. Per stavolta. Vabbè, dai, non ti preoccupare, sono cose peggiori nella vita. Vabbè, certo. L'importante è che ci sia 131. Appunto. Immagina. Poi. Buongiorno tutto fantacalcio. Fantastico 131. Quando eri giovane, fantastico, l'avrei visto sicuramente. Certo, assolutamente. Il sabato. Scusa, Grazie Ruby. Pippo Baudo. Buongiorno Dani. Pippo Baudo. Buongiorno Violetta. Luca voleva fare il fantastico 131, esatto. Per quello dico. Nel frattempo... È una citazione dotta in realtà. Esatto. Del passato. Siccome ho avuto delle discussioni, ma sicuramente anche tu con amici, insomma, il discorso salvezza, calendario, Luperto, allora mi sono andato a vedere il calendario da qui fino alla fine del Cagliari e ho visto che ha 8 partite in casa e 6 in trasferta.
Sì. Quindi già questo è sicuramente un fattore positivo. E in casa ha diversi scontri diretti, nel senso che il Lecce, la Lazio comunque anche da un certo punto di vista, hai visto che ha 3 punti in più, 4 punti in più, per un ipotetico decimo posto è comunque uno scontro diretto, cioè verrà il Como, verrà il Napoli, poi arriva la Cremonese, l'Atalanta, poi Udinese e Torino le ultime, cioè terzultima e penultima giornata. Udinese e Torino io penso che saranno un po' nel limbo in quel periodo, mi auguro anche il Cagliari, quindi insomma comunque ci sono partite in casa assolutamente fattibili. Quindi, ritornando al discorso perché ho fatto questo, perché il discorso di Luperto continua ancora a essere di dominio pubblico, e il fatto che comunque Dossena viene quasi dimenticato. Ecco, ho visto una trasmissione dove Dossena è stato etichettato come non concentrato, e a fianco il co-conduttore ha detto: ma ti ricordi che Dossena comunque è 11 mesi che non metteva piede in campo? E il conduttore è rimasto un po' così perché evidentemente non lo sapeva. Quindi questo per dire che in determinate situazioni bisogna sempre vedere un'azione da tutte le prospettive, positive e negative, non solo Mi negative, auguro non solo positive. non fosse una trasmissione sarda. No, 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 Ah, no, no, meno per male, fortuna no. Ok, meno per male, fortuna no. almeno Però, questo. però che segue abbastanza. Quindi, Mm, sinceramente è stato, diciamo, uno scivolamento in una buccia di banana. mm. No, La vabbè, ma gente si ansia da prendere le goccine, siamo salvi, divertiamoci. Le goccine. Di no, Fra, vabbè, scusami. ma cioè, io continuo per certi versi a non capire alcune dinamiche, ma proprio quello, secondo me, è un approccio alla vita, è un atteggiamento di vita che hanno alcuni, che non è il mio, cioè la costante ansia, il costante vedere tutto nero, la negatività, le cose che se possono andare bene o male andranno comunque male, cioè è proprio un approccio alla vita, secondo me, questo, che spesso si poi ripropone chiaramente anche in quelle che sono le cose un po' più leggere, come il tifo, per esempio. Eh, Però io continuo a dire, cioè, non è colpa del tifoso, è colpa di quello che si è vissuto negli anni, soprattutto negli ultimi anni. Ehm, il tifoso del Cagliari è stato vittima comunque l'abbiamo detto varie volte, insomma, di stagioni flop che all'inizio potevano sembrare clamorose e non necessariamente quelle che poi sono finite malissimo con la retrocessione, intendiamoci. Parlo anche per esempio di quella del 2019-20, quella con Maran, Covid, Zenga, situazioni varie. Perché il Cagliari, ricordiamolo, ha iniziato ad andare male prima del Covid. Perché poi spesso qualcuno dice, no, ma quell'anno c'è stato il Covid, quindi No, sì, era quella perfetto. famosa Cagliari-Lazio che Tutto cambiò quello che tutto. volete, ma il Cagliari iniziò a calare, già ben prima del Covid, che chiunque di noi fosse avesse anche soltanto idea di che cosa potesse essere una pandemia. Per cui questo giusto anche per rimettere un po', secondo me, anche i puntini sulle i. Però è chiaro che in una situazione in cui il risultato, e in Italia lo sappiamo che il risultato è tutto, nel momento in cui il risultato conta, fino a che non hai la matematica certezza di essere salvo con un bel po' di tempo, con un bel po' di anticipo, continuerai a viverla in questo modo. Cioè, io credo che anche la fiducia del tifoso medio nei confronti del Cagliari inizierà a crescere una volta che il Cagliari dimostrerà di essere cresciuto, ok? Una volta che il Cagliari dimostrerà di poter essere una squadra, una società che vada oltre la salvezzina all'ultima giornata tra mille sofferenze e quant'altro.
quando il Cagliari dimostrerà di poter valere appunto di più e che effettivamente le salvezze, o meglio, io credo che comunque il Cagliari, fino a che non farà un salto in avanti anche per esempio con lo stadio e tutto, credo che a prescindere da tutto l'obiettivo resterà sempre la salvezza nel prossimo quinquennio, ecco, diciamo così. Ma non per altro, perché sennò te ne devi andare a giocare a Udine, se vai davvero in Europa, ok? E fare il 10° posto vuol dire una salvezza tranquillissima, per capirci. Certo. Il 10° posto, ricordiamo, non ti dà niente di più rispetto alla salvezza, se non ti fa cambiare il qualche lato della centinaia. classifica, che quello a sinistra. Aumenta le entrate della Lega, perché Dei diritti, certo. tu guadagni di più rispetto al 15°, ci mancherebbe altro, però è l'unica cosa che cambia, per capirci. E se una società vuole crescere tanto e vuole diventare ambiziosa, non sono quelli quei 2-3 milioni che ti cambiano la vita, se ci pensate. A me cambierebbero la vita sempre. Però, nel senso, se tu vuoi veramente vuoi fare il salto verso l'Europa, vorrà dire aumentare un fatturato incredibile, vorrà dire aumentare tutto, anche il giro d'affari intorno alla stagione, che non è soltanto lo stadio in sé per sé, ma mercato, diritti TV, cessioni, insomma, è una crescita che poi va anche saputa sostenere, no? Cioè, quando tu fai un salto così, deve avere le spalle larghe. Ecco, il Cagliari si sta lentamente facendo le spalle larghe, con le prime 2 salvezze con Ranieri e Nicola, e quest'anno con qualcosa che va già un po' in continuità, migliorando però quello che è stato l'ultimo biennio. È perché se vuoi crescere è come il bambino, no? È come, faccio un esempio brutale, è come se tu mangi la carne di pollo che ti sei allevato a casa, cioè non a casa, nella tua fattoria, nel tuo orto, e quindi è un pollo ruspante che mangia soltanto cose buone, bla bla bla, rispetto a una carne di pollo che invece di quelli da batteria, super pompata di ogni tipo di elemento chimico, che esteticamente a te, visto che lo compri dentro una vaschetta, ti dà l'idea di essere sempre uguale, in realtà sappiamo bene che è molto diverso. Ecco, siccome poi il pollo da batteria fa male consumarlo costantemente, idem fa male pensare di poter arrivare in alto subito così, senza i necessari passi, anche perché poi fare la fine di Icaro è un attimo. Esatto. Non so se Giuseppe Boi, primo ospite di oggi, gli piace questa metafora classica. Ti piace Icaro come... Assolutamente sì, assolutamente buongiorno, sì, intanto. Buongiorno a voi, buongiorno. Grazie mille. È sempre un piacere vedere. Non ci vediamo anche da tanto adesso, quindi insomma. Per cui è sempre un piacere. Con me sicuramente, da Cremona. Quindi. No, io ho avuto il piacere della Tinca, quindi sono testimone. Cioè, testimone. È stato bellissimo. Infatti lunedì cercavo la Tinca, non l'ho trovata, è andata come è andata, ecco. È cambiato il risultato. Purtroppo, un lunedì un po' complesso sotto tutti i punti di vista, ecco. Icaro al posto di Zé Pedro, come lo vedete, è bellissimo. Complimenti Gianluca per questo commento che è fantastico, assolutamente. Giuseppe, torniamo un po', non so se hai sentito quello che stavamo dicendo negli scorsi minuti, però di fatto, visto che oramai la partita contro la Roma è già archiviata o quasi, perché effettivamente credo che anche per te ci siano pochi temi da trattare, perché ma io ho una visione un po' differente sulla Roma, vai, però poi dici. Secondo me è una partita che può essere importante come lo è stata a Genova, con il Genoa, ossia una partita in cui tu ti sei scontrato con i tuoi limiti, li hai individuati e puoi crescere. Io non vedo un problema difensivo più di tanto. Noi ci siamo concentrati sulla difesa perché abbiamo il problema che se n'è andato via Luperto
e quindi ci siamo concentrati su quello. Non che chi ha giocato abbia fatto la partita perfetta, però se andiamo a vedere, se Malen non faceva il Maradona, scusate, il Van Basten, e Selic non si inventava una giocata pazzesca, comunque la Roma ha dovuto cercare sempre la giocata. Rivedevo proprio ieri la partita, perché lunedì ho avuto un piccolo problema di calcoli renali e l'ho vista e non l'ho vista, sentivo Però male risolti. dappertutto. Sì, risolti. Grazie al cielo, oggi già siamo di nuovo in pista. Cioè, la Roma comunque, il Cagliari ha giocato la sua partita, ha giocata come l'ha giocata con la Juve, con la Fiorentina, con lo stesso Verona. La Roma è stata brava a trovare la giocata e ha dovuto sempre forzare per cercare la porta, perché se escludi il colpo di testa di Ghilardi nel primo tempo, la Roma non ha mai avuto un tiro facile, ha tirato fuori le sue qualità e la Roma è più forte del Cagliari, la Roma è una delle squadre più forti del campionato. Dove siamo mancati? Siamo mancati nella fase della ripartenza e lì c'è da lavorare, c'è da studiare, c'è da capire. Perché se tu trovi un allenatore come ha fatto Gasperini, che ti blocca completamente, questo signore qui che stiamo vedendo che vedevamo prima in video, sia il signor Palestra, beh, tu non hai nessun'altra soluzione per uscire. I tanti piccoli errori che si sono visti con la palla, l'uscita della palla, secondo me sono dovuti anche a una grandissima prestazione della Roma. Non sarei così duro nei confronti del Cagliari, perché abbiamo visto una Roma fantastica, secondo me, e questo chiudo la parentesi romana, la vedo in maniera un po' differente, vado controcorrente rispetto a quella che, soprattutto non mi piace questo tiro al piccione nei confronti di Dossena, perché veniva da 11 mesi di stop, e fa tra voi una partita come ha fatto Dossena dopo 11 mesi di stop. Invito tutti quanti quelli che lo stanno criticando. Ha fatto una discreta partita, è stato superato, è stato indotto all'errore da un colpo di Malen. Andatevi a rivedere cosa ha fatto Malen nel primo controllo nel gol. Ha fatto una cosa che ha messo fuori gioco tutti e che metterebbe fuori gioco. Quando Van Basten saliva in cattedra, ti potevi chiamare Bergomi, ti potevi chiamare Ferri, ti potevi chiamare Ferrara, ti potevi chiamare Vierkovud, però ti inchini. E Malen ha fatto un colpo eccezionale lì. Il primo controllo, riandatevelo a guardare cosa fa. Mette fuori gioco tutta la difesa del Cagliari e avrebbe messo fuori gioco la difesa del Cagliari come quella dell'Inter. Ha fatto una gran cosa. E la Roma, per passare, ha dovuto fare 2 grandi colpi. Altra cosa invece, ripeto, è il Cagliari in fase di ripartenza. Lì si sono viste delle cose collegate al fatto che è una squadra monotematica. Questi sono i limiti, ma da questo si può ripartire a lavorare. Abbiamo rivisto per la 4ª volta consecutiva, se non negli uomini, un atteggiamento tattico e un modo di giocare che sta dando i suoi risultati. Ma che è questo, signori, ecco. Dobbiamo capire che il Cagliari è questo. E questa cosa l'ha fatta il Cagliari. Nel suo piccolo ha trovato una squadra che è stata brava a giocare sui suoi limiti, a giocare sui suoi punti di forza e bloccarli, perché il signor Gasperini ha deciso che non gli interessava niente, bastava che Palestra non partisse, anche se c'aveva un grande esterno, se c'è un grande esterno da quella fascia, l'ha sacrificato tutta la partita a francobollare Palestra. Indica è stato messo a uomo su Chilixoi in maniera classica, per carità, Gasperini l'ha sempre fatto l'uomo contro uomo, soprattutto nella prima fase dell'Atalanta, quando l'Atalanta stava crescendo. Però ecco, analizzerei più avanti. E qui secondo me rientra un po' il discorso che stavate iniziando a fare prima voi, che è quello dell'ambiente. Ecco, io vedo un ambiente un po' che forse non ripeto, io sono stato uno dei critici di Pisacane, sono uno dei critici di tante cose, però da Luperto, quello che ho visto nel caso Luperto, signori, è un po' di follia collettiva. Se ne è andato Luperto, non se ne è andato Messi. Con tutto il bene per il buon Luperto, che salutiamo, ci mancherebbe altro. C'è questo commento di Davide che mi trova d'accordo, cioè effettivamente io non vorrei che poi
quello che è stato anche il mio discorso di prima venisse in qualche modo travisato. Non è che bisogna essere sempre acritici, sempre essere tutto va benissimo, bisogna essere entusiasti, bisogna essere contenti di quello che è il Cagliari in questo momento. No, cioè anzi, bisogna sempre tendere al miglioramento, perché questa è proprio la mia filosofia di vita, a prescindere da quello che può essere il discorso calcio, lavoro o quant'altro. Però allo stesso tempo non si può vedere sempre tutto nero, cioè la via di mezzo, come dice Davide, è fondamentale in questo. Essere troppo estremi da una parte o essere troppo estremi dall'altra non porta mai a cose positive, cioè sia essere no ma è tutto bellissimo, non si può fare meglio di così perché evidentemente questo è il massimo che possiamo fare, bla 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 bla, e dall'altra parte no, è tutto uno schifo, vergogna, via tutti, ecco, cioè in mezzo si può avere, chiaramente si deve secondo me anche avere una posizione critica che sia però realistica e che parta dal buon senso. E io, come ho detto dal primo commento, appena siamo entrati in diretta nel post partita con Luca, io ho detto, signori, la Roma oggi ha dominato, è stata una lezione di calcio, finito, cioè non c'è molto da dire, non c'è molto da dire. E anche quello che dicevi tu, Giuseppe, giustamente prima, no? Il fatto che si è visto come il Cagliari sia una squadra monotematica, perché appunto lo sappiamo, si chiude, poi gioca in ripartenza, puntando su palestra e cercando di liberare poi dall'altra parte l'inserimento magari anche della mezzala, che in questo momento non è magari quel tipo di giocatore che potrebbe, no? Cioè, perché riconosci che sta mancando Foloruncio, che è ben diverso da Mazzitelli, che ora sta ricoprendo egregiamente, con grande sacrificio, secondo me, quella posizione, con quel tipo di impostazione, che però è completamente un altro giocatore rispetto a Foloruncio. Ecco, magari con Foloruncio in piena forma, no? Chiudendoti a destra, magari riuscivi ad avere anche un po' più di spazio, un po' più di corridoio a sinistra per poter uscire di là. Però, soprattutto, due cose. Il primo, evidentemente, non tutti gli avversari del Cagliari sono la Roma. E se anche dovessero giocare come ha giocato Gasperini, quindi cercando di limitare Palestra e Kilixoi, non tutti hanno Ndicà e Wesley, per capirci, ok? Quindi semplicemente in alcune partite quel tipo di approccio comunque paga, perché il livello dell'avversario è inferiore rispetto a quello del Cagliari, quindi il Cagliari riesce, anche facendo magari meno, ecco, cioè non meno a livello di atteggiamento, dico, che ti basta meno sforzo perché effettivamente l'avversario è più scarso, tra virgolette, senza fare riferimenti a chi ha affrontato il Cagliari di recente. E dall'altra parte, cioè, se Gasperini ha rinunciato a uno dei suoi uomini migliori, come Wesley, per limitare Palestra, ma vorrà dire che aveva paura del Cagliari? Ma vorrà dire che aveva paura dell'avversario? Cioè, quello che dicevo ieri, cioè, Gasperini avrebbe potuto dire, signori, io sono Gasperini, ho quasi 1000 panchine da professionista, ho una squadra forte, chi se ne frega del Cagliari, giochiamo al nostro modo. E magari mi ha fregato, come è successo con la Juve, per dire. Ma è quello che la Gasperini ha fatto all'andata. Esatto. Gasperini anche all'andata, certo. Esatto. È andato lì dicendo, faccio il mio gioco. Ha giocato soltanto il Cagliari ha giocato benissimo quella partita. Poi è anche vero, Giuseppe, che all'andata c'era Baldanzi e al ritorno c'era Malen. Ma l'ho sottolineato prima, signori. Il colpo che fa Malen nel primo gol e il colpo che fa Selic nel secondo gol, quando si brucia 4 giocatori di fatto, signori, lì si ci alza il cappello. Ha fatto una grande cosa. Nel corso della partita, l'ho rivista ieri, cioè, alla difesa imputo, mi sa che sia intorno al 20°, un colpo di testa di Ghilardi, che lì è stato lasciato solo, perché si è messo in mezzo fra, se non erro, Zé Pedro e Dossena. Ma poi per il resto ho visto su lei che cerca la giocata assurda per provare a lanciare la porta. Io, ripeto, ho un'impressione differente. E forse però un po' ci si era illusi tanto. Perché ci si era illusi col fatto che il Cagliari continuasse quella marcia trionfale delle 3 partite consecutive. In parte però, rivedo questo anche nella vicenda Luperto, non si ci rende conto della realtà. Cioè, anzitutto che si gioca a calcio e che anche gli altri tirano, fanno le cose, fanno la loro partita, fanno le loro mosse.
Secondo che determinate dinamiche, con determinate dinamiche occorre farci il callo e comprenderle, non soltanto accettarle o subirle, comprenderle. Perché diciamoci la verità, con la Roma abbiamo perso negli anni successivi, abbiamo perso in passato, perderemo magari anche in futuro, chi lo sa, però tutta questa polemica che c'è stata post Roma non è solo nel considerare degli errori gravi o la forza della Roma, quello che c'è stato in campo, è tutto il contorno che si è creato soprattutto a livello social intorno alla cessione di Luperto. E guarda caso, siccome il diavolo fa le pentole ma non i coperti, è arrivata proprio dopo la cessione di Luperto lo stop di Mina. Però secondo voi è mancato più Mina o Luperto a Roma all'Olimpico? Giuseppe, io ieri, non so se ci hai seguito, io ieri ho detto e ho provocato, ho detto, secondo voi se ci fosse stato ancora Luperto, avrebbe giocato lui a destra? Secondo me no, al massimo avrebbe giocato lui con Dossena a destra, ma io resto convinto del fatto che ieri avrebbe giocato a prescindere, avantieri, a Roma, avrebbe giocato a prescindere Dossena, perché Pisacane aveva fatto quella scelta di far giocare Dossena in una gara in cui evidentemente si poteva anche perdere, perché probabilmente quello è stato anche il ragionamento, ok? E mi tengo Mina al 100%, che poi sappiamo com'è il 100% di Mina, esatto, con il Lecce. Ok, okay. Perché è quella la gara che io devo vincere, che io voglio vincere. È la gara che se io vinco cambia questo finale di questo terzo, questo ultimo terzo di stagione. Io credo che questo sia stato, non ho chiaramente, non sono dentro lo spogliatoio, quindi non so se effettivamente sia stato questo il ragionamento fatto da Pisacane con lo staff e con la squadra, però a posteriori mi sembra, e anche dopo le parole stesse dette da Pisacane in conferenza stampa nel post, mi sembra di poter dire che questa è stata appunto la scelta fatta da Pisacane. Quindi al di là di Luperto o meno, magari Luperto avrebbe giocato al posto di Quanci, ok? Perché ci poteva anche stare, ma io non penso che avrebbero giocato in quel modo. No, ma io perché l'idea era far giocare Dossena, perché se non lo fai giocare, quando mai riesce a ritrovare un minimo di condizione per poter essere utile anche più avanti? Questo è. Sì, poi perché secondo me io la ragiono anche in un altro modo. Il Cagliari, e non c'è la controprova, avrebbe perso anche con Mina e Luperto. È diverso. Ma ci sta! Perché comunque la Roma, per come ha giocato, per come ha impostato, e ripetiamo, sono stati solo, cioè c'è stato tanto gioco a parte la Roma, ma effettivamente tolti i 2 gol, non è che ci sono state parate di Caprile che dice è stato un tiro al bersaglio. No, la Roma magari ha tirato, ha avuto comunque possesso palla, ha avuto comunque potenziali occasioni, ma effettivamente ci sono state 2 giocate. Una quella di Malen, la seconda quella di Selic che va a tagliare completamente la difesa. Quindi magari ci può stare il discorso che fa Farà, che magari Dossena ovviamente quando lo metti contro la Roma o lo metti contro il Lecce, perché prima o poi lo devi inserire, altrimenti che l'hai preso a fare? È normale questo. Però il discorso è Mina non sarebbe stato comunque utilizzato contro la Roma proprio per preservarlo. La sfortuna è stata che poi De Iola, anche lui, perché De Iola era stato convocato contro il Verona in allenamento quel mercoledì, che siamo andati a vedere l'allenamento a porta aperta, c'era, ma poi l'ha preservato, però c'è stato di nuovo il riacutizzarsi del problema. Quella è stata un'ulteriore sfortuna, ma l'obiettivo era, ok, si gioca contro la Roma, ma poi le energie soprattutto contro il Lecce, perché è con Lecce che sono fondamentali i 3 punti, che poi fondamentali, meglio non perderla ovviamente, perché comunque così la tieni comunque, esatto. La classifica parla chiaro, di fondamentale a livello di quello che è l'obiettivo del Cagliari, dobbiamo essere sinceri, c'è poco, perché gran parte è fatto, devi suicidarti, ti serve qualcosa di peggio di quella che fece l'Empoli tanti anni fa, in occasione della miracolosa salvezza del Crotone. Devi suicidarti, c'è da guardare avanti.
E guardare avanti significa anche mettere in gioco quello che diceva Francesco, il fatto che comunque se anche ti qualifichi per una Coppa Europea devi andare a giocare fuori. Non c'è solo Udine, c'è anche Reggio Emilia che qui vicino a me andrebbe benissimo. Ecco. No, io ho detto Udine però, per il discorso solito sì. della licenza UEFA. Cioè. Però va tenuto in considerazione. Ed un'altra cosa che l'ambiente secondo me non tiene in considerazione, che deve esserci una crescita globale della società, e piano piano. E questa crescita si fa attraverso calciomercato, delle sessioni di calciomercato come quelle che abbiamo fatto nelle ultime 2 sessioni, attraverso la costruzione dello stadio, magari attraverso quello che è un mio pallino, e secondo me ci dovranno arrivare per forza, ossia l'Under 23. Perché io avrei voluto vedere i ragazzi della primavera di Pisacane. Di Pisacane li avrei voluti vedere, anziché essere sparsi in giro per l'Italia, li avrei voluti vedere con un Under 23 a Cagliari, tenuti sotto controllo e tutto il resto, perché poi, come abbiamo visto il caso Vinci Guerra, nella dimostrazione c'è un salto ancora enorme fra la Serie C e la primavera. Detto questo, ripeto, però per fare questo occorre anche che l'ambiente capisca. Io mi metto, torno all'ultima sessione di mercato, ma cosa avrebbe dovuto fare il tifoso dell'Atalanta? Il tifoso dell'Atalanta avrebbe dovuto fare la seconda guerra mondiale, cioè gli hanno venduto Lookman l'anno scorso, li hanno venduto con Miners ed erano incedibili come era incedibile Luperto. Poi è arrivata l'offerta ed è stato ceduto. Mi sono andato a ricontrollare l'altra sera, prima ancora che ci fosse il caso Luperto, sono andato a ricontrollare il calciomercato estivo ed invernale dell'Atalanta 2016-2017. Sì, 2016-2017, ossia l'Atalanta in cui arriva Gasperini e poi con un filotto eccezionale arrivano al 4º posto e si qualificano in Europa League. Signori, loro vengono d'estate De Roon, per poi ricomprato l'anno successivo del Middlesbrough, e lo vendono per circa 15 milioni. E nel mercato di gennaio vendono Caldara e Gagliardini per un totale di 50 milioni di euro. Il discorso diventa importante avere una filiera. Diventa importante che se ne va a Tizio, tu c'hai già Caio, che magari deve ancora crescere, ma che ha la stessa possibilità e le stesse potenzialità. È quello che è successo al Cagliari di Luperto Rodriguez. Se tu non fai questo, non cresci mai, perché senza quei 50 milioni di euro l'Atalanta non si sarebbe pagato lo stadio. L'anno successivo ha ricomprato De Roon, che poi è diventato un simbolo è diventato ancora adesso il cuore dell'Atalanta. Lo fai passo passo. Certo, hai avuto in quel caso la grande fortuna di trovare una stagione particolarissima che ha portato ti ha portato subito in Europa. Però l'Atalanta cresce di anno in anno e cresce purtroppo passando dalle plusvalenze, perché il calcio italiano, vi invito a leggere l'ottimo studio che è stato fatto su Calcio Finanza del fine settimana. Il calcio italiano, se non ci sono le plusvalenze, è morto, perché questo calcio non è capace di fare la fase industriale, ossia non è capace di fare ricchezza, non è capace di sostenersi attraverso pubblico, TV, merchandising e parte commerciale. Se funziona, se è ancora in piedi, è perché fa delle plusvalenze, alcune verso l'estero, altrimenti è morto. Se tu vuoi crescere, ti devi anche accettare che il campione se ne vada via a luglio, se ne vada via l'ultima settimana del mercato di agosto, se ne vada via l'ultimo giorno del mercato di gennaio. Qui però serve avere anche un po' di fiducia. Perché? Perché qui ogni volta che il Cagliari cede qualcuno, è successo con Piccoli e Zortea, si pensa abbiamo ceduto, abbiamo smantellato. No, quei soldi sono stati riutilizzati per fare altri acquisti. Ecco, questa sfiducia nei confronti della società, che si può criticare per tantissime cose, è un qualcosa che la piazza deve necessariamente superare.
perché in passato, nella passata gestione, si vendevano i giocatori bilancia alla mano per pagare gli stipendi. In questa gestione, escluso il periodo drammatico tra il 2021-22 e il 2024, che c'aveva una crisi economica enorme indotta anche dal Covid, quando è stato venduto Barella, i soldi di Barella sono stati tutti reinvestiti sul mercato. Dobbiamo essere onesti. Bilancia alla mano, questo non è il vecchio Cagliari, e forse un minimo di fiducia va data. Chiedo scusa per la c'è Giuseppe, che saluto Roby, ovviamente, che ci ha raggiunto. No, posso dire una cosa, solo che è collegata a Giuseppe. Mi dispiace perché Giuseppe ha fatto un discorso bellissimo. Adesso abbassare il livello come mio solito quasi mi dispiace, però lo devo fare proprio per indole. Giuseppe, ci sei mancato troppo a Roma, ma veramente tanto, dietro il post partita, perché siamo andati da Dante, questo posto mitologico romano dove dobbiamo andare prima o poi insieme. Speriamo con 3 punti la prossima volta a cena. Per panciapiena 2 volte, ok. Bravo, perché Giuseppe apprezza queste robe. Scusate, io devo abbassare sempre il livello. Scusate. No, ma è le priorità ci sta assolutamente. No, io volevo solo chiudere il discorso anche sull'Atalanta. Il fatto è che magari i tifosi dell'Atalanta quest'estate e anche l'anno scorso hanno digerito magari le cessioni importanti, le cessioni di peso, perché comunque oramai ti sei creato, no? Come Atalanta, come club Atalanta, ti sei creato una fiducia talmente tale nell'ambiente, e non soltanto, cioè fiducia, autorevolezza, per cui probabilmente hai anche un vissuto e un passato che ti dimostra che quello è effettivamente, che quella è la strada da seguire, cioè la cessione importante serve a finanziare 3 acquisti potenziali che poi tu fai crescere e diventano le future cessioni importanti per continuare ad alimentare questo circolo virtuoso, ecco, non vizioso. A Cagliari manca ancora questa fiducia, perché il rendimento negli ultimi anni è stato quello che sappiamo. Io mi ricordo quando arrivò Mazzarri, nessuno pensava onestamente che quel Cagliari potesse retrocedere. Con João Pedro, Keita Balde, Pavoletti, chi altro è arrivato di figurine, Godin, Strootman. Diciamo, quando mai questa squadra può retrocedere? Cioè una squadra con dei giocatori veramente di livello, e invece abbiamo visto come è finito, ed è quello secondo me il problema proprio a livello di gestione della fiducia da parte della piazza. La piazza è ancora scottata, anche se da quella retrocessione sono passati 4 anni, anche se sei passato dal ritorno di Ranieri, dalla cavalcata incredibile dalla Serie B che ti ha riportato in Serie A, e 2 salvezze, la prima, quella con Ranieri, io continuo a dire, metteteci qualunque altro allenatore non top ad allenare quella squadra, io non credo che sarebbe riuscito a salvarla, e soprattutto non sarebbe riuscito a salvarla con quella certezza nei mezzi di quella squadra. Roby, tu c'eri in Val d'Aosta, ti ricordi anche la conferenza stampa di Ranieri a fine ritiro, l'ho già detto questo, in cui ci disse, eravamo in 5, tutti i colleghi, e diceva, ma guardate, sarà così, noi dobbiamo vincere 10 partite, non ricordo quante, 8 partite, ci bastano 8 vittorie, 9 vittorie e ci salviamo. Forse 7-8 aveva detto. Esatto, e poi è andata così. È andata così esattamente come aveva previsto lui, ma quello è un unicum, cioè solo Ranieri probabilmente ti poteva fare una cosa del genere. Quest'anno si sta assistendo a qualcosa di diverso, e io credo che passerà necessariamente questa sfiducia nei confronti in generale, io dico della società intesa proprio a tutto tondo, quindi dirigenza, staff, in qualche modo anche giocatori, tutto. Perché se ora vai a vedere i numeri è impensabile che tu continui ad avere lo stesso atteggiamento che avevi l'anno scorso, con 7 punti in meno, con il fatto che, non so se avesse 7 punti in meno in questo momento, però insomma nel senso eri molto più lontano, o meglio, eri molto più vicino, scusate, alla zona rossa, c'eri già stato diverse volte nella zona rossa, hai fatto molte più sconfitte, cioè credo che effettivamente la piazza necessariamente, ecco, arriverà a capire
che effettivamente questo è un momento in cui devi iniziare, non dico a godertela, però neanche a fare tafazzi, ecco. Questo è un po' il discorso. C'è una domanda che volevo girare un po' a tutti, perché era questo che l'ha fatta Nico più volte. Ripeto una domanda. Se Prati fosse stato venduto in via definitiva, Luperto sarebbe stato ceduto? Sì, sono due cose slegate. Completamente slegate, completamente. Non c'è dubbio da questo punto di vista. E su quello che avete detto sul discorso Atalanta, è un po' quello che ha fatto anche il Bologna. Perché il Bologna nel 2015-2016 era in Serie B. Ha creato, ha portato dei giocatori, ha fatto delle vendite importanti, ricordiamo Zirze, ricordiamo Ndoye, e comunque sta Calafiori. riformando, Calafiori, ha cambiato allenatori, ha cambiato diversi allenatori. È un percorso che tu devi fare nel giro non di un anno, ma in 10 anni. E magari ora il Cagliari sta utilizzando quello stesso percorso. Poi bisognerà capire se arriverà, Sì, però ovviamente. Però Dimmi, vi Roby. interrompo un attimo perché è tutto giusto guardare al percorso fatto dall'Atalanta, dal Bologna, però secondo me è l'errore classico che si fa sempre a Cagliari nel guardare Gli altri? determinate società. Il Cagliari è molto distante dal mondo Atalanta, il Cagliari è molto distante dal mondo Bologna, innanzitutto per substrato economico locale. Provare a paragonare l'Emilia Romagna o la Lombardia alla Sardegna Vabbè, è come non c'è. spararsi in testa da soli. Proprio sono due mondi totalmente diversi. Atalanta e Bologna hanno due proprietà diverse rispetto a quella che ha attualmente il Cagliari. La famiglia Percassi, poi con l'inserimento del fondo, del gruppo, che comunque rimane a livello anche di gestione in mano in parte alla famiglia Percassi, comanda un mondo, un macro mondo intorno a Bergamo. Ci sono città dove la famiglia Percassi, con quello che ha costruito, non dico che smuova un po' tutta l'economia presente, ma sì. smuove tutta l'economia Dillo. presente. Cioè, c'è poco da, Non è che smuove, da dire. in realtà smuove. Allo stesso tempo il Bologna è una proprietà che è una delle più facoltose in Serie A. Questo non vuol dire che la Fluorsid non abbia delle grandissime potenzialità, ma attraversa una fase tale per cui non è interessata, e si è visto, altrimenti avrebbe fatto degli investimenti folli, no? Sul Cagliari, a mettere denaro contante sulla squadra, altrimenti il Cagliari non avrebbe aspettato anni per rientrare nell'indice di liquidità, ma ci sarebbe stata una ricapitalizzazione e il mercato rossoblu sarebbe sbloccato molto prima. Quindi è vero, l'Atalanta e il Bologna sono un modello positivo, ma il Cagliari ci deve arrivare con le sue gambe, che sono un percorso totalmente diverso. Vedremo che gambe in più daranno gli americani, per dire, quando diventeranno a tutti gli effetti operativi. Vedremo quante gambe non taglierà la politica, perché comunque tutti il braccio di ferro che continua, va avanti ancora sullo stadio, toglie potenzialità a questa squadra, perché l'Atalanta è uno squadrone, ha vinto anche in Europa, ma si è rifatta completamente un gioiellino da zero, ce lo aveva già e si è rifatta lo stadio. Il Dallara è uno stadio che andrebbe rimesso a posto, comunque sia, però il Bologna ha delle strutture importanti. Il Cagliari al momento ha solo un buon centro sportivo, ed è un problema quando poi vuoi fare lo step ulteriore di crescita nel calcio moderno, no? Mentre vive da anni di bracci di ferro sulla politica per fare o non fare lo stadio, diamo questo, un passo in avanti, due indietro, quindi insomma è chiaro che uno poi fa il paragone diretto con una realtà che ce l'ha fatta come l'Atalanta, che fino a ormai un decennio fa lottava per non retrocedere, e invece negli ultimi anni ha lottato o per vincere lo scudetto oppure ha vinto coppe europee. Sono passati grandi campioni, ha formato grandi campioni, ha venduto grandi campioni e lo ha fatto con la propria identità. Quella è la strategia vincente, come è successo col caso Lukman, che poi alla fine l'Atalanta magari avrebbe anche potuto guadagnare di più, però ha dato un segnale che è lei che decide e gestisce quelli che sono i suoi campioni, non i campioni che decidono e gestiscono quello che è il mercato dell'Atalanta. E questa è una strada che si può replicare, però secondo me è giusto fare sempre determinate proporzioni, perché poi per il tifoso è più facile fare tutta l'erba un fascio, però Bergamo non è Cagliari, Bologna non è Cagliari, e ognuno deve trovare la sua strada. Questo non vuol dire che il Cagliari non possa trovare una strada vincente, anzi, ha tutte le carte. Secondo me soprattutto... Vai Giuseppe.
No, concordo con quello che ha detto Roberto. Ogni città c'ha ogni realtà c'ha una sua dimensione, c'ha delle sue peculiarità. Secondo me il Cagliari già la sta trovando una sua peculiarità, perché penso che in giro per l'Italia, se sei un giocatore in questo momento di talento e di prospettiva, preferisci venire a Cagliari, che sai che ti valorizzano e poi non ti mettono una catena al collo per cui devi restare lì per forza. L'abbiamo fatto l'anno scorso con Piccoli e Zortea, lo stiamo facendo quest'anno valorizzando Palestra. Penso che arriverà un'altra cessione importante quest'estate, se non addirittura 2. Se un giocatore forte, un forte giovane, vuole provare a mettersi in gioco, c'è nella piazza di Cagliari una piazza che non ti dà grandi pressioni, a livello non di pubblico ma a livello societario, che ti valorizza e che ti fa crescere. È già di per sé una dimensione che considerando proprio che l'Atalanta ha fatto uno step successivo in Serie A, non c'ha più nessuno. Poi il discorso economico, signori, è quello, cioè un tifoso dell'Atalanta, un tifoso del Nord Italia, si incazza, scusate il termine, se paga 6 euro, ma lo paga se paga 6 euro una birra in curva. A Cagliari 6 euro una birra in curva significa che sta pagando più di tutto quello che va in giro, cioè in un pub spende 5 euro, cioè adesso io non vivo sempre a Cagliari, però per me i prezzi sono quelli. C'è il Cagliari sta cercando di avvicinarsi a Milano, Giuseppe. È lì, c'è quello. Stanno montando le guglie sulla cattedrale, infatti, anche sì, non entriamo nel discorso del turismo di rapina, quello è un altro discorso ancora, un mio must, altrimenti andiamo a fare un discorso. Però ripeto, il Cagliari sta già cercandosi di costruire la sua dimensione, e non a caso sta ripartendo questa dimensione è ripartita con l'arrivo di un direttore sportivo specializzato in questo tipo di ricerca di giocatori, in questo tipo di prospettiva. Cioè io non mi piace il termine progetto perché porta anche un po' di iella, però una visione la sto vedendo già da 2 anni, già da 3 anni, già dall'arrivo di Ranieri. Ranieri ha già dato un'impronta. Prima si diceva Ranieri che sapeva già all'inizio. Ranieri serviva anche per un'altra cosa, perché, signori miei, Mina non sarebbe mai venuta a Cagliari se non ci fosse stato Ranieri. Io lo sto vedendo qui tutti i giorni, cioè puoi avere anche una società che ricapitalizza, una società che mette soldi sul mercato, ma se ti chiami Pisa e sei agli ultimi posti, determinati tipi di allenatori e determinati tipi di giocatori non ti ci vengono. Puoi avere anche i soldi, non ne frega niente. Aver avuto Ranieri è stato fondamentale. Adesso bisogna continuare a non sprecare e spero che l'ambiente capisca che in questi ultimi 3 anni sono stati fatti dei miglioramenti e sono evidenti. Sì, vedremo. Sì. No, sono d'accordo, ma ne parliamo spesso anche del discorso che quest'anno si intravedano dei cambiamenti rispetto all'anno scorso, e anche lì credo che poi siano i numeri e i dati a sostenere un po' questo tipo di tesi. Il fatto che il Cagliari abbia la seconda età media del campionato e sia in quella posizione di classifica, nettamente è un passo in avanti rispetto al passato. Cioè, ma su questo credo che veramente anche i detrattori più convinti non possano che ammetterlo, perché quello è già un modo di guardare al futuro. L'importante è, come ripetiamo spesso, è che ci sia pazienza. Cioè sappiamo necessariamente che per crescere, io dico sempre, a noi farebbe molto comodo un Cagliari in Champions League, un Cagliari in Europa, un Cagliari che vince tutto, perché non è che solo il tifoso è contento se il Cagliari vince, anche la stampa è contenta perché lavora meglio, vivi esperienze diverse, no? Cioè Roberto c'ha già in testa questa trasferta in Bulgaria e Moldavia della Conference League, si sta già muovendo da anni. Io ho chiesto a Pierluigi Carta la sua Lonely Planet, lui è lì che va a pescare i giovani dell'est, e mi ha promesso Bulgaria che e Polonia è territorio di conquista. Adesso ti do questa esclusiva.
Questa è l'agendina di Pierluigi Carta, tolgo un po' la luce, dove sono tutti i numeri migliori, gli indirizzi da seguire per l'estero. Ok, il ristorante c'è già, va benissimo. Salutiamo il direttore, ovviamente. Però tornando seri, cioè è chiaro che quest'anno si sta tracciando, sia stata già tracciata una linea di discontinuità rispetto al passato evidente, ma è un passato, cioè la discontinuità è verso il futuro, ma il passato è necessario. Cioè il pane duro che hai mangiato con Ranieri e per certi versi con Nicola è fondamentale per darti le fondamenta di questa stagione, perché Ranieri ha fatto veramente un miracolo, ma se ci ricordiamo come era stata costruita quell'estate la formazione che aveva Liverani in panchina in quel momento, era una squadra che in teoria avrebbe dovuto dominare la Serie B, ma che alla fine del girone d'andata era quasi in zona play-out, forse addirittura in zona play-out, ok? E quindi anche lì hai dovuto costruire poi una squadra, mettere dei puntelli a una squadra senza avere tanti soldi, perché questa è la verità, e ti sei portato dietro giocatori anche in Serie A, anche fino all'anno scorso quando c'era Nicola, che magari avresti voluto cedere già l'estate della promozione. Non faccio nomi, ma potete facilmente capire a chi mi sto riferendo. Invece quest'anno, anche dal mercato estivo, hai venduto benissimo due giocatori che erano arrivati l'estate prima, li hai super valorizzati perché li hai pagati 12, per esempio Piccoli, l'hai rivenduto a 27, o Zortea che hai pagato 4,5, l'hai rivenduto a 8, 7,5, 8, e comunque sono degli affari fondamentali per poi rifinanziare la stagione successiva. Ecco, creare un circolo virtuoso anche per il presente e per il futuro è necessariamente quello che sarà l'obiettivo di questa società, però si deve crescere parallelamente in tutti gli aspetti, a livello societario, a livello di infrastrutture e poi a livello anche sportivo, ci mancherebbe. E questo purtroppo credo che sia pacifico, ecco, ovunque questo succede. Giuseppe, ti salutiamo chiedendoti contro il Lecce, che partita ti aspetti? Io mi aspetto una partita come quella notturna. Umidità. Un drammatico lunedì, ecco. No, mi attendo un Cagliari come con il Verona. Un Cagliari che si chiude dietro e colpisce in ripartenza. Siccome non c'ha Di Francesco le armi che aveva Gasperini a disposizione, penso che possa andare in maniera differente. E poi guarda, si inizia con Lecce, poi abbiamo di nuovo la Lazio in casa, poi abbiamo Parma dove ci vedremo allo stadio. Inizia un trittico interessante. E ci sono tutte le al di là degli infortuni, al di là delle difficoltà che questa squadra comunque è sempre stata capace di superare, inizia un trittico che può dare una svolta al campionato. Molto bene. Grande. Giuseppe, grazie. Grande, Giuseppe. Come sempre, signori, grazie a voi dell'ospitalità. Presto e buon lavoro. Buon lavoro. No, oggi non lavoro ancora, domani allora, buona giornata. Buon lavoro, buona giornata. Divertiti. Sudore in quel ho finito la malattia ieri, quindi oggi posso finalmente uscire di casa, farmi le mie cose e prepararmi poi a una lunga corsa. Va Grazie bene. Giuseppe. Un abbraccio, grazie a voi. Ciao. Grazie. Ciao. Eccoci qua. Qua. Nota di servizio, scusate un attimo. Vediamo che danni ha fatto, Fra. No, MP 3330. Scrivimi su Instagram e ti inseriamo all'interno del canale Telegram. Esatto. Va bene? Grazie mille. Mandagli il Liban anche, se riesci. Se vuole. No, cosa se vuole? No, non fare truffe come tuo solito, approfittando della bontà della gente. Sul sito dell'antitrust, il numero è Luca Di Leonardo, ti esce come spam. Esatto, sconsigliato, non rispondete. In dubbio. Allora, Roby, nel frattempo sto creando lo slideshow sulla Torres. Così abbiamo anche un po' di copertura, perché abbiamo parlato del Cagliari,
Ma un filo, bisogna diciamo, parlare No, anche... giusto No, un dico, attimo. no, ma sai, vabbè, giustamente poi bisogna anche... Tu c'eri a Roma, quindi abbiamo valorizzato un po' anche quello. Però chiaramente bisogna parlare di Torres, perché domenica è arrivata la sconfitta contro la Juve Next Gen, pesante nel punteggio, perché è un 3-0 abbastanza chiaro, che però Sì. per certi versi per me ha punito anche un po' troppo la squadra di Greco, perché io ho visto, almeno fino al 2-0, dai, diciamo così, che è arrivato a metà del secondo tempo, ricordiamolo, Sì. ho visto una squadra comunque che cioè attaccata alla partita, con la testa giusta, poi vittima dei suoi stessi errori, perché l'espulsione di Zambataro poco prima del 36esimo, se non ricordo male, ha chiaramente buttato giù la squadra di Greco, però ecco, per il resto mi pare che la squadra abbia provato a giocare. Però poi guardi la classifica, resti lì, una brutta sconfitta in casa, insomma, come si va avanti? Sai, è difficile andare avanti, perché è la partita che ha certificato una problematica che non è un dettaglio per la Torres di quest'anno, ovvero che ogni episodio questa squadra o non riesce a sfruttarlo, oppure al contrario si fa quasi male da sola in ogni episodio della gara, perché è andata sotto con una sorta di rigorino, no? Questo rigore leggero con l'FVS è anche strano da dare, perché comunque sia difficile che poi gli arbitri in qualche modo riescano a capire bene quello che succede, però c'è stato questo rigorino fischiato contro Baldi. Poi, come hai detto tu, forse la problematica principale è stata quella palla gestita con leggerezza, un campanile che Ida ha alzato, Zambataro ha voluto giocarla, poteva probabilmente spazzarla lontano, proprio fuori dallo stadio, invece ha provato a stopparla, la palla non ci è riuscita, è arrivato l'avversario in corsa, l'ha messo giù, e anche lì con l'FVS poi è stato espulso. Da lì la partita è nata in maniera complicatissima, no? Anche perché hai trovato la squadra che insieme all'Arezzo è più in forma del campionato, ossia la Juventus, che rispetto alla prima Juve del girone B è molto più squadra, una squadra che secondo me tra Angelè, non solo, ha diversi giocatori che sono quasi pronti per andare poi magari a fare anche già un'esperienza in B, se non magari essere aggregati in prima squadra. Tanti di questi sono anche già stati aggregati da Spalletti durante la stagione e sono allenati spesso con la prima squadra. Quindi è trovata una squadra difficile. Con l'uomo in meno la Torres, per la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa, aveva comunque dato, come hai detto tu, l'impressione di riuscire a restare aggrappata alla partita. Poi è chiaro che si aprono dei spazi, Juve è molto brava nelle ripartenze e ti ha chiuso sul 3-0. Però, come ho detto, è una Torres fragile, lo raccontiamo da tanto. Greco ha fatto tanto sulla mentalità di questo gruppo da quando è arrivato. Questa è solo la seconda sconfitta, che vista la classifica della Torres non è neanche così facile essere riusciti a fare solo 2 sconfitte da quando è tornato il tecnico romano. Ti va bene che la San Benedettese ha perso contro il Perugia, perché è vero che si allontana il Perugia, però la San Benedettese resta lì e quindi sei a 4 punti dalla salvezza diretta. Quindi ora tu sei a 3 punti dal Perugia terzultimo, però in teoria la salvezza diretta è lì. Chiaro che ora inizia una settimana tosta, perché hai un doppio impegno sempre in trasferta, non semplice, perché c'hai l'Ascoli e poi proprio la San Benedettese, su un campo difficile, perché in provincia di Ascoli. Sì, e infatti la Torres non torna. Il calendario. La Torres ovviamente non torna, gioca fuori domani e poi resta lì per la sfida contro la San Benedettese. Non è facile, ma non è neanche impossibile. C'è da capire come proverà a reagire. L'Ascoli si è ritrovato perché ha fatto 4 vittorie nelle ultime 5, ha messo un po' nel mirino, non dico l'Arezzo che lontano 10 punti, però il secondo posto il Ravenna. Sono quei ragionamenti che faceva la Torres fino all'anno scorso, ovvero se mi qualifico secondo vado come testa di serie, insomma è entrato in quell'ottica lì. Sarà difficile, poi ci sarà questo scontro diretto contro la San Benedettese, che è una squadra strana, non gioca bene, anzi tutt'altro, ne ha vinta solo una nelle ultime 5, ne ha perse 2, pareggiate 2, fa un calcio molto arcigno, classico da Serie C, come piace a Gianluca Brundu, che è un amante del calcio. Che poi ti ha chiesto di Sorrentino.
Esatto. Sorrentino è un buon giocatore, secondo me, che darà una mano. Vorrei capire Luciani se magari proprio già contro l'Ascoli riesce a essere più incisivo. Chiaro che devi trovare la partita in cui lo osservi un po' di più, perché contro la Juve è rimasto molto, molto isolato, specie dopo l'espulsione, e poi è uscito. Secondo me Sorrentino-Luciani è una bella coppia che si può completare. Secondo me, guarda, anche la difficoltà data dalla partita di domenica. Allora, il giocatore sulla destra con la fascia da capitano è Faticanti, che Sì. credo che abbia giocato tipo 1000 palloni Sì. domenica. È uscito di nome di fatto, Faticanti. Esatto, no, ma guarda quanto è pulito il completino, cioè non ha una macchia nei calzettoni, nei pantaloncini, nella maglietta, cioè anche questo ti dimostra quanto poi alla fine c'è un giocatore probabilmente già pronto per altre categorie e nonostante il pantano del Vannissan è riuscito a far girare la squadra senza la minima necessità di dover intervenire e sporcarsi la maglia. Quindi insomma questo anche un po' è una battuta, ma davvero per spiegare anche le difficoltà della gara di domenica. Io l'andata contro la San Benedettese ero al Vannissan, una sconfitta strana perché la Torres prende gol dopo 40 secondi di gioco e poi una partita totalmente folle perché insomma una partita in cui probabilmente la Torres avrebbe dovuto vincere forse 3-1 e che invece va a perdere. Ecco, forse anche a differenza delle stagioni scorse, la capacità di aggredire la partita nel modo giusto nella prima parte di stagione è mancata tantissimo. Ora invece con il ritorno di Alfonso Greco mi sembra una squadra più sul pezzo da quel punto di vista. Poi è chiaro, contro la Juve prendi un rigorino, vai in 10 dopo 36 minuti di gioco, è tosta, chiaramente è tosta. Sì. Però da cosa deve ripartire secondo te, Greco? Da cosa devono ripartire? Ma sai, secondo me deve ripartire da alcune certezze in più che ha trovato. Una di queste è lo stesso Baldi, che è vero che ha causato quel rigore, però è un giocatore che sta dando tanto come certezze alla difesa, una difesa che aveva perso Mario Mercadante che è voluto andare via. E poi l'attacco è tutto nuovo con Sorrentino e Luciani, però comunque Luciani è un giocatore diverso. Musso che è andato via ha subito segnato, tra l'altro con il Crotone, però era un giocatore più da sportellate, più da fatica, l'uomo solo lì nella mischia lasciato a fare reparto. Luciani è uno che mi sembra metta più apprensione, anche per aprire più spazi rispetto magari a un Musso. Chiaro che contro l'Ascoli forse servirà una partita anche più equilibrata a livello di mentalità, perché la Torres è una squadra che non la butta mai via e nelle ultime 2 in casa ha preso o gol oppure un rosso cercando di giocare su un campo dove non si può giocare a pallone. Vero. Perché Antonelli ha fatto errore 2 giornate fa in casa, è arrivato il gol, poi quest'ultima volta Zambataro si è preso il rosso cercando di stopparla. Insomma, questo è un campo dove se giochi con ignoranza la porti più a casa che provando a giocare a pallone, ed è un esercizio di stile difficile da fare, ma secondo me una squadra che è penultima in campionato deve mettersi in testa che ci si può salvare anche mangiando pane duro, senza bisogno di dover dimostrare niente a nessuno, perché non c'è bisogno di dimostrare niente a nessuno. Quindi contro l'Ascoli secondo me bisogna fare una partita così, cioè molto ignorante. Ignoranza, cinismo e poi affidarsi ad alcuni uomini che devono dimostrare qualcosa di più. E in fase calante un po' Mastinu, che aveva preso per mano un po' nell'inizio del ritorno di Greco questa squadra, è un po' sparito. Chiaro che per lui magari giocare in un campo come il Vannissan è molto difficile per caratteristiche, però contro l'Ascoli trova comunque un bel impianto, uno stadio storico, e potrà dire la sua. Se vuoi salvare questa squadra devi avere Mastinu, Antonelli e uno dei 2 attaccanti sempre in forma da qui alla fine, perché comunque questo ossatura, visto che il portiere lì è intoccabile, perché Zaccagni non puoi dire niente, anche contro la Juve ha fatto di nuovo i miracoli, devi aggiungergli almeno 3 che fanno la partita della vita ogni domenica. Sì. Antonelli lo può fare, Massino lo può fare, io spero che Luciani lo possa fare. Paradossalmente è meglio che la Torres giochi in trasferta,
visto il campo di Sì, gioco. sì, assolutamente, è una squadra che comunque è facilitata a giocare in trasferta. Non è un caso Luca che ha fatto 11 punti fuori e 9 in casa. Infatti, è Ne ha quello che fatti avevo più in visto. trasferta. Tra l'altro l'ultima vittoria, anche importante, l'ha fatta in Contro la trasferta. Ternana, sì. Esatto, assolutamente. Gianluca chiede, in generale, La cosa ne domanda pensate dell'Under fissa di 23 ogni saluti dal stagione. movimento? Esatto. Ormai credo che ci si stia anche un po' abituando al movimento dell'Under 23. Io credo che possa essere un movimento anche interessante. Sicuramente cozzano un po' con la realtà attuale della situazione, perché la situazione al momento è un campionato un po' troppo problematico. Squadre iscritte che non si sa perché abbiano avuto l'ok a essere iscritte. Sono squadre che magari hanno veramente difficoltà ad avere una struttura, e dall'altra parte c'è questa realtà degli Under 23 che possono aiutare i giovani. Io credo che il discorso che ha fatto anche Gasperini in palestra, no? Esatto. A volte avere l'Under 23 ti permette di fare quel passaggio lì per essere subito pronto, per saltare un anno, che magari restare a fare panchina tutto l'anno a Bergamo non gli avrebbe permesso. Quindi l'anno scorso l'Under 23, quest'anno pronto per il Cagliari. Sono funzionali, ecco, sono funzionali per un calcio moderno. Poi se mi chiedi se mi piacciono, ti dico di no, perché secondo me sono anche troppo protette da alcuni punti di vista. Però comunque per una Serie C che fa fatica, questa è una realtà che ti permette di sfruttare e valorizzare i giovani, quindi è giusto che ci siano. Mi verrebbe da dire che il problema vero non è se ci sono o meno le Under 23, che andrebbe totalmente ridisegnata la Serie C, perché ogni anno c'è un girone monco, ogni anno ci sono delle squadre che si iscrivono e tu dici come ci sono riuscite, ogni anno ci sono squadre che poi finiscono... Che magari mollano la gara in corso. Sì, no, ma in generale l'anno scorso 2 nel girone C fallite prima della fine del campionato, oppure squadre che fanno una fatica tremenda, che annaspano fino alla fine, poi in un modo o nell'altro riescono a chiudere l'anno e tu ti aspetti che allora la Lega prenda una decisione, invece l'anno dopo te li ritrovi a nastri di partenza e magari muoiono a novembre. Non lo so, è un campionato che va profondamente rifondato, totalmente, perché poi anche lo spettacolo si sta abbassando molto della Serie C. Non è più un campionato bello, non è più un campionato bello da vedere la Serie C. A parte determinate partite, guardare una gara di media bassa classifica di Serie C, è vero che è terza serie, però se paragonato magari ad altri livelli europei fai molta fatica, un po' per la qualità media e un po' per le strutture medie. Ci sta, io ieri ho visto Cavese Monopoli, tanta intensità, ma a livello tecnico veramente basso. Sì, poi se già in Serie A si gioca 50-60 minuti quando va bene, in Serie C se ne gioca 40, quindi è un problema importante. Specie poi in un campo come quello del... Sì, specie al Vanisanna, ma in generale poi... Allora, ti chiedo, vai, Roberto, forse ne avete già parlato in precedenza. Cosa ne pensi della parabola di Michele Carboni della Torres? Non riesco a capire come un profilo così promettente si annichilisca in questo modo. Ma è il simbolo, Michele Carboni, di una certa gestione errata, sia da parte di chi deve gestire il giocatore, sia da parte di chi investe nel giocatore, secondo me. Perché che il giocatore avesse qualità, lo abbiamo sempre raccontato fin dagli anni, e ha qualità, perché è un giocatore di grande qualità, secondo me, Michele Carboni, dagli anni della primavera. Paga un po' la fisicità, che è tutto nel calcio moderno, perché ormai è meglio che tu non sappia trattare il pallone, ma che sei alto 2 metri e corri come un treno, rispetto a un giocatore che gioca a pallone. Di fatto ormai si fa più atletica che calcio, soprattutto in Italia, però in generale nel pallone. E poi secondo me ci sono state un po' di scelte strane, perché il passaggio con la Ternana poteva essere giusto, ok? Poi arriva l'investimento da parte della Torres, la Torres secondo me ha cannato totalmente l'investimento, ma per scelta sua, perché prendi un giocatore che deve diventare un simbolo, che evidentemente non rientrava nelle gerarchie di Greco, l'anno scorso non ha mai giocato, si è un po' infortunato, forse si è infortunato anche per dimostrare un qualcosa di più, magari in altri contesti non avrebbe forzato così tanto anche da infortunato. Quest'anno
arriva Pazienza, doveva essere l'annata del rilancio, Pazienza non lo usa mai, lo usa solo quando praticamente ormai ha già il biglietto di via per andare via da Sassari, torna Greco e si ritorna a punti a capo, quindi è chiuso, era giusto andare via, il giocatore ha accettato sto progetto a Malta, sì è vero è una squadra che lotta per il titolo, però io Malta non so perché, però la vedo un po' come l'anticamera della dispersione totale del proprio talento, e gli auguro di tornare perché sono un giocatore che merita, però è il simbolo di alcune scelte errate che hanno fatto club, entourage, giocatori stessi negli ultimi anni, sardi, e sono tanti, perché quelli della generazione Carboni o leggermente prima, se tu vai in giro per l'Italia ce n'è tanti che sembrava potessero avere un potenziale in più e poi per la fretta di fare una scelta o di doverla fare per forza hanno accettato progetti che appunto miravano tanto a valorizzarli davvero. E quindi, per esempio, se ci fosse stato magari un Cagliari Under 23, per molti di questi Infatti, quello è più diceva facile. Giuseppe prima, esatto. Ma magari c'è stato anche un problema da parte del calciatore, che magari ha pagato Il calciatore, forse secondo me, se il problema vero che ha avuto è che lui quando è arrivato a Sassari non stava già in forma perché è arrivato dalla Ternana con un problema di pubalgia, ha giocato bene, perché poi ha subito segnato anche quando è arrivato la Torres, magari era il momento di dire non sto benissimo, è giusto che prenda 2 o 3 giornate di riposo, ha voluto forzare la mano, il problema poi è diventato più grave, okay. Se l'ha trascinato ed è uscito dalle gerarchie. Poi in estate, quando poteva rilanciarsi, ha trovato il progetto sbagliato, perché comunque Pazienza saltava fisso un tempo di gioco, e se tu giochi sugli esterni, Torres non ha mai giocato con Pazienza, però se l'idea è quella di provare a saltare un tempo di gioco e andare direttamente alla verticalità sugli esterni, uno come Michele Carboni, che è lì, che deve fare un po' il ragionatore, deve toccare tanti palloni, deve abbassarsi sulla linea della difesa ed essere al centro dell'azione, ti serve meno, e poi fai fatica. Tornato Greco si è ripartiti punti a capo, perché ormai Greco è uno che cambiargli le gerarchie è molto difficile, anche se spacchi i sassi in allenamento, quindi non ha avuto spazio. È un insieme di cose che si incastrano e rendi meno di quello che magari potresti fare, come magari è successo a un Desogus, come è successo a tanti altri, secondo me, dell'ultimo periodo della primavera del Cagliari, perché qualche giocatore sardo che poteva fare un po' di più, e potrà, perché sono tutti giovanissimi, fare un po' di più c'è. E poi c'è sto problema, secondo me, atavico della fisicità, che ormai il giocatore c'ha sto bollino, se è piccolo non è forte. Io mi ricordo Marco Sau, Luca, fortissimo, ha segnato anche di testa la Roma, quindi non vedo problematiche, secondo me, a livello fisico. Se uno è forte gioca, basta. Sono d'accordo, assolutamente. Sì. Vedete lo stesso rischio per Vinci Guerra, dice Jeff. Che ieri tra l'altro è stato espulso nell'ultima Ma azione. al di là di quello che gioca, sì, perché è difficile l'inserimento. Perché poi tu fai molto bene in primavera, inizi a girare per l'Italia in squadre che un po' ti prendono per legami, un po' per la bravura del tuo agente, che però sta pensando a piazzarti, non sta pensando a quello che è magari il tuo percorso da qui a 2 anni, perché a volte lì è anche il problema degli agenti, dove il bollino è, vedi, l'ho portato alla Ternana, l'ho portato a, che ne so, nel frattempo ci guadagni magari sulla commissione, l'ho portato in una grande piazza, ora vedi che farà bene, però poi magari la Ternana sta pensando, non ne frega niente di fare minutaggio o di mettere dentro i giovani, sta pensando, parlo della Ternana ma è un caso X, magari è lo stesso successo del Pescara con Viciguerra. Potrebbe essere il Pescara, potrebbe essere, insomma, queste piazze qui importanti, certo. Però cioè voglio dire, poi alla fine il percorso qual è? Magari vai a fare 10 presenze e si sbaglia tutto. Invece, per dire, l'anno scorso Idrissi a Modena fece un percorso lungimirante, dove aveva concorrenza ma ha avuto anche modo di giocare, e dove poi ti apri l'opportunità, facendo bene in B subito, di poter tornare e sfruttare il percorso che il Cagliari vuole fare con i giovani. Lì è un problema di programmazione alla base, cioè quello che sceglie il Cagliari, quello che sceglie la gente, quali sono le reali possibilità. Non è facile. Poi comunque ormai prendere un giocatore in prestito e farlo giocare così tanto è una cosa anche che non si fa. Purtroppo prima un tempo le squadre in Serie B e in Serie C si facevano con i prestiti quasi gratuiti che arrivavano da là. Ora è un qualcosa che non fanno più, perché c'è un interscambio di giocatori vari, perché si è licenziato, è un discorso molto ampio per il calcio italiano. Però le opportunità non ci sono per molti giocatori, e queste annate ce ne stanno per. Sì, poi insomma
effettivamente il discorso del campionato primavera sappiamo poi qual è. Su questo, ecco, le Under 23 o comunque queste squadre di mezzo ti danno la possibilità di competere subito con i grandi, e quindi giocando con i grandi poi si vede effettivamente se puoi essere la prima squadra. Io parlo in genere, che poi dall'Under 23 non va il 9%. Poi comunque diventi patrimonio, cioè se io ti voglio vendere, comunque sei un cosiddetto asset importante per il club, e questo chiaramente poi cambia un po' tutto. Va bene, Roby, grazie. Grazie a voi. Ovviamente, buon lavoro anche a te. Ciao, presto. Besitos. Ciao, vi lascio con Wonder Woman. C'è sempre Ma bisogno Kinderino di c'è Wonder Woman. sempre? Beh, certo, ragazzi, Kinderino è il boss. sovrintende facciamo sempre. salutare, Sovrintende. Calcolate che qua dentro è solo roba di mia figlia, oltre il mio computer, quindi... su cui comunque Kinderino ha il suo, cioè, controlla che tu faccia. Questa è la camera di devi. Kinderino ormai, capito? Esatto. Piano piano conquisterà tutto, Esatto. Si comincia dalla camera, poi per tutto il palazzo direttamente, e poi il quartiere, insomma, da lì poi si va avanti. Va bene, grazie Zius. Grazie Roby, Buona giornata. Ciao. Bon. Eccoci qua. Inseriamo Zito Lovumo nella rubrica Sardi on the road. Sarebbe interessante, sarebbe divertente. Mitico. Beh, sardo acquisito, dai, mettila così. Esatto. Vabbè. Non abbiamo tenuto Vinciguerra, che è fidanzato a Cagliari, quindi. Tra l'altro possiamo raccontarlo l'aneddoto su Vinciguerra? No. Non lo vuoi raccontare? No. Perché no? Ti vergogni? No, che vergogna. Scusa. Diciamo, oggi doveva esserci ospite anche Alessandro Vinciguerra, perché avevamo preso accordi col Monopoli già da settimane. Ieri sera Luca Di Leonardo si guarda Cavese Monopoli. E cosa succede al Tra l'altro era in primo panchina. minuto di Tra l'altro recupero? l'allenatore aveva detto non è al meglio, quindi almeno lo porto in panchina. Cosa succede al primo minuto di recupero? Che viene espulso. Tra l'altro prima espulsione, ma espulsione nemmeno c'era, tra l'altro, perché è Non rido per incredibile. l'espulsione in sé, ma per il fatto che Luca in quel momento ha visto Esatto. crollare il suo castello di aspettative. Non mi sono spostato niente. Dovevo andare a prendere mia figlia. Ho detto a mia moglie: no, vai tu perché sto guardando la parità. Vabbè, che parità c'è? Cavese e Monopoli. Ma guardato Cavese e Monopoli. Ho detto, vabbè, poi ti spiego. Ha detto, vabbè, ti sapevo pazzo, però non così. Ecco, esatto. Con tutto E il rispetto, per Cavese per il Monopoli ci più manca rosso Esatto. al nostro amico Alessandro. Tra l'altro, seconda sconfitta saltata consecutiva, perché hanno perso anche settimana scorsa contro Altamura, quindi... Da quando Luca Di Leonardo ha chiesto Vinciguerra al Monopoli No, perché mica è iniziata da 2 disastro. settimane. C'è una trattativa da un po' di tempo e tu lo sai, insomma. Certo. Però, La trattativa vabbè. inizia da prima che lui segni. Esatto. Diciamo così. Esatto. E infatti era costruita ad hoc proprio quella situazione lì. Poi, vabbè, salta allenamenti, questo e quest'altro, non è semplicissimo. Va bene, Sì, la sfortuna è stata che la settimana in cui doveva venire, quella dopo il gol, il Monopoli si allenava di mattina. Esatto. E quindi non poteva. Invece a sto giro era buono perché, avendo giocato ieri, oggi sarebbe stato era disponibile. di riposo. Esatto. E invece Vabbè. rosso. E vabbè, secondo me si è fatto buttare fuori apposta per non poi venire da te, per parlare Esatto. con te. Esatto. Io mi ha dato un messaggio, ho detto Ale, inventa qualcosa, così poi Luca si strugge. Si strugge. E che sembrava di vedere il Cagliari, perché proprio sono rimasto malissimo con quell'espulsione, anche perché stavo facendo altro. Espulsione, vabbè, 1-0. Quindi attenzione all'espulsione di Vinciguerra. Panico. E ti ho scritto subito, ho detto, non ci voglio credere. Avrei voluto esserci No, vabbè, nella stessa meglio di no. stanza No, con te. Perché chiaramente io te la sto facendo molto semplice, ma immagina. Ma che momento meraviglioso.
Che momento meraviglioso. È incredibile. Vabbè, dai. Vabbè. Perché così non ci annoiamo mai. E quindi si è ricostruita un po' tutta la situazione di oggi, perché questo è stato il... Esatto. Perché tutto questo è successo alle ore 20:20, più o meno, questa tragedia. Vabbè. Già. Vabbè, Va bene, non c'è domani parleremo Domani siamo tanto di perfetti. Cagliari-Lecce. Sì, esatto. Doppio ospite per quello, come sempre il corrispondente da Lecce che ci racconterà un po' il momento vissuto dai salentini, e poi lo possiamo già dire, un doppio ex, non diciamo chi, però insomma, se siete poco ci sarà un furbi, doppio ex, punto. ci arrivate subito. Va bene, ragazzi, ci vediamo domani. Ancora, grazie a tutti, grazie per la pazienza nei confronti di Luca. Grazie, che insomma è tanta. E dopo questo andiamo sigla. Ciao a tutti, a domani. Ciao. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire, la Sardegna voce è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.